Buonasera a tutti, io sono Artemio Tosello e questa sera abbiamo l'intervista con un veronese che abita a Padova ma lavora un po' dappertutto. Stiamo parlando di Gianluca Zoccatelli. Gianluca è il mio insegnante di canto, l'ho conosciuto un anno e mezzo fa circa, a memoria, e sono arrivato a lui per una necessità di sistemazione del mio modo di cantare, la cosiddetta vocalità. Ciao Gianluca. Ciao, Non lo buonasera a vedo. tutti. Ecco. Allora, oltre che essere nato a Verona e vivere a Padova, Gianluca ha fatto i classici studi, ha il diploma di flauto, è compositore, suona anche pianoforte, collabora con un gruppo jazz veronese, giusto? Sì, E giusto? hai fatto molte esperienze anche come cantante, tenore Sì, primo. certo. Attualmente tu insegni in una scuola, credo, vado a memoria, Sì, scuola media. Sì, scuola media statale. Sì, sì. insegni anche canto e suoni. Sì, Eh, certo, esatto. Allora, io sono arrivato a Gianluca perché avevo questa necessità, sistemare la mia vocalità. La chiacchierata di questa sera quindi vuole essere non una lezione sulla vocalità, ma cercare di sviscerare quelli che possono essere i problemi che ho dovuto affrontare io come direttore di coro, il coro maschile I Borghi di San Vendemiano, un 33-34 persone, e oltre al coro dell'Unia di Conegliano, terza e quarta età, persone di 70, 80, anche 90 anni, che hanno il piacere di continuare a ritrovarsi e cantare assieme. Un altro sistema e un'altra problematica. Noi questa sera cerchiamo di affrontare quello che è la vocalità maschile all'interno di un coro maschile, che ovviamente vale anche per il coro misto, perché sempre maschile abbiamo anche il settore maschile. Io ho iniziato a dirigere il coro I Borghi nel 2018, era a cavallo tra ottobre e novembre. Il lockdown ha bloccato tutto, quindi non ho potuto fare granché, però sono riuscito a fare un lavoro di non sistemazione, ma ho iniziato a lavorare sulla vocalità, su quello che era l'input che io ho avuto da Gianluca. Io da Gianluca sono arrivato dopo una serie di tentativi nel trovare la persona che mi desse le risposte. Sappiamo che l'insegnamento di canto non è così automatico. L'insegnante deve diventare oltre l'insegnante deve essere oltre che competente anche ad personam, perché come puoi dirmi bene Gianluca, l'insegnamento di canto deve avere ha certe caratteristiche. Allora ti chiedo, riesci a dirmi, seppur velocemente, visti i tempi stretti che abbiamo questa sera, cosa vuol dire per te insegnare canto e cosa ha voluto dire per te trovarti una persona come me di 64 anni quando sono arrivato a te, con esperienze Certo, vocali diverse. Vai. certo, beh, allora, è molto semplice, cioè io l'approccio che ho con i miei allievi è quello naturalmente di mettere al centro loro e di fare un passo indietro, un passo indietro io, nel senso che mi piace molto confrontarmi con loro, capire naturalmente la motivazione per la quale vengono da me per apprendere e per sistemare, insomma, essere più bravi a cantare, diciamo così. Allora, nel tuo caso è molto semplice. Io, naturalmente, se ti ricordi, ti ho chiesto un po' la tua storia musicale, Certo. scoprendo anche che hai studiato anche tromba e dunque Sì, abbiamo è vero. utilizzato anche questa tua esperienza per dire, per capire anche ad esempio la respirazione e Sì. dunque mi è stato, se ti ricordi, è stato semplice anche poi agganciare questo grande mistero della respirazione. E allora, il discorso qual è? Il discorso è che
adesso vado sulla direzione di coro, ok? Che comunque è proprio il tuo caso. I direttori di coro, secondo me, devono, oltre ad essere bravi ad analizzare i pezzi e a studiare i pezzi che devono dirigere, devono però un attimo anche capire come innanzitutto devono un attimo dare il buon esempio di una emissione buona, perché questo sappiamo che la prima cosa in assoluto nella musica è l'imitazione, e dunque se imitiamo un suono fatto bene è una cosa, se il suono invece è fatto male ed è istintivo e non porta ad un miglioramento, voglio dire, la coralità e la vocalità soprattutto rimane istintiva, e dunque non andiamo a migliorare un bel niente, insomma, no? E dunque, Artemio, quello che tu stai facendo, il percorso che stai facendo con me, mi dici anche tu che è molto utile, perché sei tu che ti confronti direttamente, e dunque grazie a questo poi puoi anche misurarti con i tuoi coristi. Certamente, perché allora io sono partito da questo presupposto. Io dirigo 2 formazioni corali, canto contemporaneamente anche in altre 4 formazioni. Una è il quartetto virile con il quale canti anche tu, e Ci poi sono anch'io, sì, certo. e poi ci sono altri cori. Quindi io mi son trovato a sì insegnare l'uso della voce, ma anche a doverla applicare in prima persona, sia nel contesto del quartetto virile, quindi solo 4 voci, sia in un coro voci miste, o l'ottetto, quello di Tarcisio Dalzotto, tutte formazioni che hanno un loro repertorio, con l'insegnante, il direttore, che ha anche una sua sensibilità musicale diversa. Ogni direttore ha un suo modo di vedere anche la Certo. vocalità, e quindi anche la necessità di dovermi adattare a quelle che sono le richieste del direttore. E questo è stato un lavoro abbastanza pesantino per me, onestamente, però l'ho fatto molto volentieri, perché in effetti dovendo ho fatto tesoro di quello che erano i tuoi insegnamenti, e sono riuscito a farli diventare voce che canta nelle formazioni corali e insegnante all'interno del coro. Perché? Perché le lezioni che ho appreso travasate in prima persona hanno tutto un altro effetto che diversamente magari per qualcun altro, in terza persona magari ha qualcun altro che gli fa la vocalità e non è lui che la fa. Io sono dell'opinione, questa è un'opinione personale, tutti potete anche non essere d'accordo con me, che è importante che il direttore sappia insegnare la vocalità, qualsiasi voce lui abbia. Come hai detto e come hai sottolineato, il coro non è un coro prime persone, quindi non si deve cantare per fare una carriera lirica. Anzi, al contrario, deve essere una voce che riesce ad amalgamarsi, non a primeggiare, non a emergere, a meno che uno non faccia il solista, ma allora quello è un'altra cosa diversa. Quindi diciamo che la vocalità corale dovrebbe essere forse sviscerata un po' di più di quello che magari la si sente, la si vede in giro. E io ti chiedo ora, se Sì. riesci a darmi anche un attimo di panoramica su quello che è stata l'esperienza per te Mm. nell'avermi come allievo alla mia età, con le mie esperienze, con Certo. le mie difficoltà, perché vorrei ricordare chi ci ascolta che io sono arrivato a Gianluca dopo vari tentativi di avere un insegnante che mi desse le risposte alle mie problematiche. La mia difficoltà di riuscire a mettere a fuoco le prime note dal do al fa
è stata veramente pesante per me, ma una volta superata siamo arrivati che addirittura sono andato al Fa sotto, al Do centrale, il cosiddetto Do centrale, e sono arrivato al Mi sopracuto. Quindi sono riuscito ad avere un'estensione che prima manco sapevo di avere, ecco, per dirla in dialetto trevigiano. Prova a dirmi tu Gianluca cosa ne pensi di Sì, queste... ma certo, allora devo dire che avendo avuto già delle situazioni abbastanza simili alle tue caratteristiche, ho avuto già un allievo più o meno della tua età, che anche lui aveva questa grande passione che poi non ha potuto, insomma, seguire per appunto motivi di lavoro, di famiglia, eccetera, eccetera. E un bel giorno ha detto: beh, adesso ci provo, visto che c'è il maestro, proviamo a vedere. E dunque, cosa succede? Succede che comunque che tu abbia 65 anni, che tu abbia 12 anni, che tu abbia 7 anni, che tu abbia 26 anni, il discorso è innanzitutto la voglia di mettersi in gioco. E tu, Artemio, ce l'avevi proprio tutta. Devo dire che già dalle prime lezioni ho visto che hai avuto già come posso dire, dei feedback molto importanti, e dunque per quello poi hai continuato e continui a venire da me. Ed è sempre facciamo sempre un passo avanti, mi sembra, no? Allora, come dicevi tu, io sono partito dalle cose già buone che avevi e abbiamo cercato piano piano di lavorare molto sull'estensione, che non è naturalmente la tessitura, ma di andare oltre, e dunque di fare anche perché. Ma perché questo? Perché va bene come ginnastica vocale, ma va bene per te come direttore anche che puoi magari cantare con la tua voce da tenore, chiaramente, anche magari note che sono più da baritoni o da bassi, che però comunque con un filo di voce, eccetera, riesci a fare l'esempio almeno giusto, che almeno loro capiscano come far emettere questo suono. Come dicevi tu, sì, è vero, cantare in coro è diverso, naturalmente cantare da solista. Secondo la mia opinione, a volte è più faticoso. Perché? Perché devi comunque cercare di fonderti. Io che ho fatto parecchi anni appunto come corista, lo so, cioè l'ho vissuto sulla mia pelle. Io che faccio tutte e due le cose, cioè che a volte mi capita di cantare in coro, ma mi capita anche di cantare da solista, chiaramente sono due cose, sono due aspetti differenti che bisogna comunque essere, cioè bisogna saper gestire. Allora, ritornando sulla vocalità corale, la cosa importante è naturalmente anche sentire bene chi abbiamo vicino. Infatti, se ti ricordi una cosa che ti avevo detto subito, stai attento ai tuoi coristi e cerca di scegliere chi mettere da una parte vicino tra di loro, o chi va d'accordo già così, o l'altra cosa, chi ha la voce magari che si amalgama di più, perché quello è importante. E dunque già da lì il suono può cambiare del coro, no? Sì. Ci sono questi piccoli accorgimenti, questo è solo uno dei piccoli accorgimenti, qua non vogliamo fare naturalmente lezione adesso così, però per dire, facciamo dei piccoli esempi per far capire anche a chi ci ascolta cosa, insomma, il messaggio che vogliamo dare. E tramite appunto questi suggerimenti e queste indicazioni la differenza la si fa. E insomma, Artemio, anche tu mi dici che anche
qualcuno della quarta età che ha voglia di mettersi in gioco, parte magari con una certa cosa, può dare il suo contributo e se ha gli input giusti può fare anche a 90 anni dei progressi vocali. Questo a imparare non c'è mai limite. Dunque, qualsiasi sia l'età. Allora, Questo è l'insegnamento che anche tu mi hai dato, che tu hai dato a me, questo devo dire. io questa sera, oltre a parlare di vocalità maschile, vorrei anche parlare un po' di te. Non abbiamo detto nulla, ben poco finora di te. Leggo dal tuo curriculum che in effetti hai avuto un'attività molto intensa. Sì, abbiamo detto che sei flautista e tastierista, hai firmato con l'edizione Rai e con l'etichetta GDM dei brani che poi sono stati utilizzati in radio e in televisione in vari programmi. Sì. Leggo anche che hai cantato come corista e solista nel 94 nel coro italiano da camera Atestis Chorus di Este con Filippo Maria Bressan. Sei anche stato nominato, sei membro dal 99 del World, aiutami, World Youth Choir, coro mondiale giovanile. Perfetto, il coro mondiale. Prova a dirmi qualcos'altro che che mi sta sfuggendo, aiutami. Beh, allora, la cosa importante, una delle mie esperienze, diciamo, più importanti è quella di aver cantato alla Scala come solista in un'opera barocca che è la Didone di Francesco Cavalli con Europa Galante, che è l'orchestra, e dirigeva Fabio Biondi, che è violinista e direttore. E sempre con Fabio Biondi abbiamo fatto anche una tournée in Spagna dove io ero il Flavio in Norma di Bellini, e dunque ho avuto anche il piacere di cantare a Pamplona e a Valencia. Poi sì, io continuo comunque a fare la mia carriera, insomma, sia di solista, e a volte do una mano, insomma, anche a qualche coro che mi chiede un apporto nella fila dei tenori. E ecco, poi le edizioni della Rai, sì, quelle per fortuna continuano ancora. Ho anche da poco firmato altri brani nuovi che insomma ho avuto, insomma, vedo con piacere che li stanno utilizzando, insomma. Dunque quella è un'altra bella soddisfazione, insomma. Non l'hai detto, lo dico io per te, che nel 2012 con la stagione armonica di Padova sei stato diretto da Riccardo Muti. Sì, quell'esperienza lì naturalmente, allora devo dire che quando si lavora uno dice vabbè, i nomi sono i nomi, chissà che cosa. No, devo dire che lavorare con Riccardo Muti, insomma, ti rendi conto appunto di certe personalità e perché sono arrivate all'apice, lo capisci lavorando assieme, secondo me. Io ricordo un aneddoto, racconto un aneddoto del maestro Muti. Eravamo, mi ricordo, ad Otranto, nella bellissima cattedrale, quella dove c'è l'ossario, insomma, no? Lì erano le vie della pace, è sempre questo filone che dal 2000, insomma, già prima del 2012 continua sempre, quello di mettere, insomma, in dialogo e nella pace le diverse est-ovest, diciamo così. Cos'è successo? Siccome era ripreso dalla Rai, il maestro si è arrabbiato con i cameraman che erano lì a riprendere. Perché dava fastidio il fatto che dovevano comunicare interfono le regie, insomma, le cose registiche delle varie riprese. E mi ricordo che si arrabbiò molto perché lui
era un punto dove c'era un pianissimo e voleva il silenzio. E dunque non c'erano, cioè, uno dice, Muti arriva prima lui e la sua personalità. No, lì secondo me ho capito che invece metteva in primo piano la musica. Questo secondo me, ecco, è un ricordo che, che mi rimarrà. E allora con questo bellissimo aneddoto di Riccardo Muti, noi ci salutiamo. Un ringraziamento a tutti voi di Avecor che ci avete seguito e ci seguirete. Un ringraziamento a Gianluca per essersi prestato a questa piacevole chiacchierata e un ringraziamento da parte mia anche a Cristiano Roccato che ci supporta e ci sopporta. Bene, anch'io mi collego a quello che ha detto Artemio, ringrazio naturalmente Artemio e tutti quanti voi che seguite questa trasmissione.